Bella a tutti ragazzi, belli da un video del mercato. Batman, napoletano, come state? Spero tutto bene. Questa qui è la live di cui vi ho promesso. Vi ho promesso se avete visto il post. Ora aspettiamo gli altri ospiti, i due ospiti che abbiamo. Allora, intanto abbiamo Vincenzo, lo iniziamo a fare entrare. Allora, ok, allora, eccoti qua, Vincenzo. Vincenzo, ci sei? Hai il microfono disattivato. Ecco Antonio Rea, Tonino, Napoles 12, come stai? Mi raccomando, lascia like e condividi la live con più persone. Intanto modifico qua. Vincenzo, sei ancora mutato? Hai intenzione di riaprire il canale? In che Buonasera, senso? buonasera. Eccoti qua. Meno male. Bene, tutto bene tu? Tutto bene, tutto bene. No, non era diretta a te, Vincenzo. Ah, Era diretta al commentatore. Iscriviti C5N. Che cosa vuol dire? Ha intenzione di riaprire il canale? Dimmi chi sei, se ti conosco. Intanto ti metto sul piano. Mi raccomando a tutti quanti che stanno guardando la live, vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e condividete la live con più persone. Intanto non so perché Vincenzo è uscito, non so perché. Aspettiamo 2 minuti che rientra. Sinceramente oggi non so perché è uscito, ma lo provo lo provo a riaggiungere. Eccolo qua, eccolo. Aggiungi, poi aggiungi calendario. Eccoli qua. Come mai sei uscito? eccomi, eccomi. Ecco. Ora Vincenzo, aspettiamo un attimo il nostro amico, il mio amico, Certo. che dovrebbe collegare tra poco. Ho mandato giù il link. Allora, aspettiamo due. Allora, vorresti riaprire il nuovo canale Calciomercato Internazionale Italia dopo la grande visibilità. Allora, mo ti spiego un po' com'è andata. Non so se hai saputo la questione. Allora, pure perché Vincenzo, non so se l'hai saputa. Allora, il canale Calciomercato Internazionale, come sai, io ero il proprietario e qualche giorno fa mi è stato creato l'account di WhatsApp e queste persone che me l'hanno creato mi hanno eliminato il canale. Non penso di riaprire il canale Calciomercato Internazionale, penso di concentrarmi sui miei social principali, cioè YouTube, TikTok e Instagram. Se mi volete seguire anche su questi due social, TikTok e Instagram, mi chiamo sempre Batman Napoletano, mi vado lo stesso. Ecco qua, Domenico, ora ti aggiungiamo. Eccoci, Aggiungi. ecco. Eccoti qua. Allora, io direi di iniziare. Allora, iniziamo a parlare della partita che il Napoli ha fatto ieri. Partiamo in ordine di come vi ho io. Partiamo da Vincenzo, quindi. Partiamo da Vincenzo, poi da Antonio e poi da me. Sì. Vai Vincenzo, parlaci un po' della partita. È uscito Vincenzo. Come? Intanto Domenico ti salutano. Ciao, saluto anche io. C'è un certo Adesso, Tonino.
Naples. Antonio Rea, Tonino. Sì. Vabbè, parla della partita, dai. Vabbè, Ecco. ragazzi, parliamo della partita. Ma che è successo? Come mai non è uscito Vincenzo? È uscito Domenico? Vabbè, Vince, vai, inizia a parlare tu della partita. Vince, inizia a parlare tu. Vincenzo? Forse non ha tanto wifi. Vabbè, Domi, parla tu. Vabbè, parlo io allora, parliamo della partita del Napoli di ieri, prima che crashavo. La partita del Napoli di ieri possiamo dire che non è stata una partita ottima. Comunque, colpevoli anche del fatto che comunque abbiamo giocato domenica, anche la Juve ha giocato domenica, ma la Juve ha fatto giocare più riserve, quindi giocatori che hanno giocato meno minuti. Il Napoli purtroppo non ha alternative a centrocampo perché abbiamo Rotti Gilmour che si è operato, poi abbiamo Anghissà che rientra a fine gennaio, poi abbiamo De Bruyne che rientra a marzo. Domi, Comunque, ti stoppo un attimo. So che in questo momento Vincenzo mi può sentire. E Vincenzo, al tempo che finisce di parlare Domenico e ti aggiungo sul palco perché da quello che ho capito StreamYard non supporta tante persone e quindi il tempo di far finire lui e poi ti faccio entrare. Vai. vabbè, stiamo dicendo, comunque il Napoli ha poche alternative a centrocampo, eppure in difesa c'è comunque la Juve ha una panchina molto ampia e il programma di allenamento non è intenso come quello del Napoli, che ci sono tanti infortuni. La Juve può ruotare ogni volta, è in grado di gestire il doppio impegno. Quindi è ovvio che noi ieri abbiamo giocato una partita brutta, sia nel primo e nel secondo tempo. Con il cambio di Spinazzola abbiamo provato a fare qualcosina, Napolitano finalmente qualcosina è riuscito a creare, ma ancora niente. E Lucca, secondo Højlund, ieri è stato un po' spento, non gli sono arrivati i palloni, però Lucca secondo me se ha la fiducia giusta, lo smettiamo di criticare, magari qualche gol ce lo può fare. Se volete che vi analizzo il mio pagellone con il consenso di Batman, va bene. Allora, il pagellone te lo farò dire dopo. Allora, prima di aggiungere a Vincenzo, 2 secondi, iscriviti, ci ridomanda la stessa cosa, perché se ho capito si è crashato il telefono. In pratica mi hanno creato l'account di WhatsApp e mi hanno eliminato il canale e non penso di riaprirlo, il canale calciomercato, di farne un altro, ma mi concentrerò sui social. Ora aggiungiamo a Vincenzo. Ok. Ok, eccoti qua, vai. Vincenzo, ti va la connessione? Ci sei? Aspettate un attimo, Aspettate. Domenico, provati a uscire tu dalla live e poi ti riaggiungo. Capito? Vincenzo, va la connessione. Esci un attimo tu, Domi. Ora vediamo se così. Aspetta, provo un attimo. Vai, parla. Anto, mi senti? Sì, ora sì. Ok. Ah, mi si sta buggando la connessione. Vai, dici. Cosa? Parla della partita. Allora, io penso che sulla partita noi potevamo gestirla molto meglio, soprattutto il portiere sull'uscita se non erro del primo gol ha sbagliato perché cioè, il portiere pur essendo molto molto alto doveva uscire molto prima, invece si è fatto troppo prendere e ha subito il gol.
Sì, sono d'accordo. Intanto salutiamo anche Alessia, appena entrata in live. Da prima mi sono scordato di vederla. Hai qualcos'altro da aggiungere? No, Vincenzo. No, no. Allora, ora ti faccio parlare un po' del mercato e poi facciamo rientrare a Domenico ed esci tu. Così vi alternate un poco. Ok. C'hai qualche notizia di mercato? Allora, Uh, sì, una notizia molto importante è quella di Salah al Barcellona. ok, ci vuoi spiegare qualcosa? Magari se il Allora, Barcellona l'ha appena fondato. Il Barcellona è interessato a Salah, però io penso che il Barcellona non se lo debba prendere perché il Barcellona già ha la Yamal, Lewandowski, ha molti di loro, tra cui anche il nuovo acquisto Rashford, quindi non è che non ha spazio, però per me Salah si rovinerebbe solo al Barcellona. Sì, sì, ti do ragione. Poi, hai qualche altra notizia prima di far intervenire Domenico sempre su Salah al Barcellona, come ci hai spoilerato tu? Sì, poi c'è un'altra notizia, però non ricordo bene, poi c'è un'altra notizia che penso che dovete parlare voi di questa notizia, quella lì dello scambio tra il Napoli e il Milan. Ah sì, quella là già ne ho parlata io, non so se ne hai Sì, visto il poi video. c'è un'altra notizia importante di calciomercato che riguarda la Roma, che è interessata a Joshua Zirkzee. Allora, per Sì, già ne me ho parlato pure di Zirkzee... questa. Ah, ok. Non so se hai visto il video oggi pomeriggio. No, gli argomenti per me erano questi, quindi... Allora, se magari c'è qualche altra cosa rispetto a me, c'è quella di un sondaggio da parte della Roma, non se inizierà a trattare da poco, se c'hai più notizie su questo, No, sei libero di parlare, io so che si sono avviati solo i contatti per gennaio, poi non lo so. poi non ti risulta più niente. Va bene, No. ora facciamo entrare Domenico, se Ok. riesci ad uscire dalla live, poi ti aggiungo Sì, sì, dopo per mi qualche chiami altra tu, cosa. mi chiami tu. Sì, mi Sì, chiami tu, mi chiami tu. sì, sì. Ok, ora aggiungiamo a Domenico. Ok, Eccolo di qua. vai, Ora, come parliamo. ci ha Vabbè, spoilerato come ha di detto, dopo che Vincenzo, vince. come ci ha spoilerato Vincenzo, poi dopo ti faccio parlare del Pagellone, tranquillo. Ehm, Salah, Barcellona, tu hai qualche cosa? Ci sei? Antonio, ripeti perché mi avevano chiamato. Sì, non ti preoccupare. Hai qualcosa su Salah Barcellona? Oltre a quello che ha Allora, detto Domenico. vabbè, dopo quello che ha detto Vincenzo, sì, no, credo che sono d'accordo con quello che aveva detto Vincenzo prima. Ho sentito un po' quello che ha detto perché secondo me Salah Barcellona non è un buonissimo colpo perché Salah sia l'età inizia ad avanzare, non è un giocatore finito, attualmente è un buon giocatore però è rimasto in panchina e non è stato nemmeno convocato per la sfida contro l'Inter, quindi il Barcellona se lo vorrebbe prendere. Non dico che Salah al Barcellona sarebbe un giocatore sprecato, però comunque non dico nemmeno che non si ritaglierebbe il suo spazio, perché un giocatore del genere come fa a non ritagliarsi il suo spazio? Il problema è l'età e la troppa concorrenza, secondo me, perché il Barcellona è già ricoperto in quei ruoli. Ha tipo Dani Olmo, vabbè, è infortunato e Salah potrebbe spostarsi e fare il COC per quei mesi, almeno per gennaio-febbraio del 2026, poi dovrei capire meglio lo stop e l'infortunio grave alla spalla di Dani Olmo. Poi il Sì. Barcellona è anche ricoperto negli altri ruoli con Rafinha, Sì, Ferran aspetta, Torres. aspetta, non ci dilunghiamo troppo.
Parla un attimo del tuo pagellone del Napoli, nella partita di ieri, poi facciamo parlare per l'ultima volta Domenica e Vincenzo e poi direi di finire qui. Vai, dici il tuo Ok, pagellone. ragazzi, allora, la partita del Napoli ieri è stata brutta, ma ci può stare un calo, sicuramente a Udine ci riprenderemo e andiamo con il nostro pagellone di... Se vuoi sbloccarti con la telecamera, sempre se vuoi. Partiamo con il nostro pagellone di Benfica-Napoli. Partiamo dal portiere Vanja Milinkovic-Savic, che per me prende 4,5 perché allora il voto poteva essere più basso se non faceva quella parata all'11° e poi quell'altra parata tipo al 73°, poteva essere anche 3,5 o 4, ma questo voto lo prende perché sul primo gol non esce e sbaglia e sul secondo si fa imbucare incredibilmente da Barreiro, 4,5 più che meritato. Poi vabbè, Beuchema non ha principali colpe sui gol subiti, come Rachmani e come Buongiorno, ma visto che Vanja Milinkovic-Savic ha preso 2 gol e un po' tutta la difesa è stata colpevole, ho deciso di dare a Beuchema, ho deciso di dare 5,5, a Buongiorno 5,5 e a Rachmani 5, che si è fatto però ha un po' di colpe sul secondo gol del Benfica, perché si fa imbucare, si fa anticipare facilmente da Barreiro e da lì segnano il 2-0. Poi il capitano Giovanni Di Lorenzo, che nella prima parte di stagione ha fatto male, però ieri si salva perché è l'unico che qualcosina lo prova a creare, voto 6. Poi Elmas purtroppo per molti potrebbe essere stato uno dei migliori in campo, ma per me personalmente Elmas ha fatto una partita brutta e quindi Elmas si va a prendere un bel 4,5 come l'altro mediano, come l'altro centrocampista McTominay, prende 4,5 perché per me perché per me Elmas va in confusione, non gioca una partita discreta, non gioca una partita buonissima, sbaglia alcune cose, quindi 4,5, potrei anche dargli anche 5. Poi McTominay un po' in confusione ieri sera, ma era anche in dubbio, aveva qualche problema, ma Conte è riuscito a non rinunciare a lui vista la sua emergenza a centrocampo. McTominay sfortunato sul primo gol perché spazza di testa, però la palla sbatte sul giocatore. McTominay prende 4,5 perché anche lui va un po' in totale confusione. Olivera gli diamo 5 perché difensivamente non ha fatto benissimo e anche offensivamente, sia difensivamente che offensivamente ha fatto un po' male, ha fatto un po' di danni, quindi siamo tra il 4,5 e il 5. Io opterei di più per il 5. Poi Lang, che comunque ha provato ad essere servito alcune volte, ha provato una giocata, però non è chiaramente colpa sua, però poteva prendere 5,5, però purtroppo prende 5 per quel gol sbagliato davanti al portiere, anche se era fuori gioco. Poi Neres, il migliore in campo dopo Di Lorenzo, perché lui si prende 6, Neres prende 6 perché fa alcune giocate, spesso punta l'uomo, comunque ha provato a creare quel cross, quell'imprevedibilità in più per il Napoli, quindi prende 6 e Højlund prende 5, invisibile per tutta la partita, però chiaramente Højlund è un attaccante forte, fortissimo, ma non può sempre segnare. Passiamo ai sostituti e all'allenatore. No, i sostituti non li nominiamo. Vabbè, poi Facciamo solo i titolari. Vai l'allenatore. l'allenatore. Vabbè, i sostituti non faccio una breve analisi, dico solo Spinazzola 5,5, Politano 5, Vergara Ok. 6, Juan Jesus 5,5 e Luca 5,5 e Conte ha provato a preparare la partita, però purtroppo l'ha persa per la stanchezza. Il modo in cui ha preparata la partita ci ha provato, però non posso dare la sufficienza. Una insufficienza parziale, 5,5. Ok. Ora Domenico, esci dallo studio, ora facciamo entrare Vincenzo e poi chiudiamo la live. Ok, Esci, quindi no? non entro più io. Poi finisce la live, gli facciamo dire anche a lui il pagellone. Ok. Ok? Ok? Quindi io esco. Sì, Ok, quindi non rientro. no. Ok, ciao. Ciao.
Ora aggiungiamo Vincenzo. Ok, eccoti. Vincenzo, facci il tuo pagellone di Allora, Benfica-Napoli, della squadra del Napoli. allora, io ho sentito proprio quello che ha riferito Domenico e non posso che dire che sono totalmente d'accordo, soprattutto per McTominay che è stato molto molto sfortunato, ma anche Milinkovic che diciamo da quello che ho detto, da quello che ho accennato prima si poteva preparare meglio su questa partita perché è stato, diciamo, è uno dei miglior portieri, però poteva preparare questa partita meglio soprattutto a livello proprio realizzativo perché da quello che ti ho riferito prima ha sbagliato proprio i tempi dei gol proprio sull'uscita, a non uscire prima, a non uscire dopo, quindi non mi è piaciuto tanto, però si sa che la stanchezza si fa sentire è diciamo l'unico portiere che può giocare perché di certo non può giocare il terzo portiere e proprio per questo non fa niente perché il Napoli ha proprio come allenatore, cioè proprio come Conte deve pensare, ma proprio come il Napoli hanno 4 competizioni, c'è la Supercoppa sono alle semifinali, la Coppa Italia agli ottavi, la Champions manca poco, però io penso che noi ci dovremmo qualificare e poi in campionato siamo secondi insieme al Milan, quindi tutti e due a 31 punti, quindi praticamente primi. Quindi questo io ti posso dire. Poi se mi vuoi far dire qualche altra notizia di mercato, casomai. No, io penso che, cioè, almeno sulle notizie che ho io, cioè, cioè, almeno le mie notizie non sono rimaste a quelle là dei video precedenti di calciomercato, non ho più notizie. Io direi di salutarvi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, magari in una prossima live con Vincenzo e Domenico, con altri ospiti. E mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao, ora Ciao chiuderemo la ragazzi. live.